E riprendiamo la trasmissione, come ogni martedì, appuntamento con la salute e con lo IOV. Eccoci qui dunque per parlare dello IOV, dell'Istituto Oncologico Veneto. Siamo in compagnia di Stefania Zovato, responsabile dell'unità tumori ereditari. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prima di introdurre l'argomento diamo un'occhiata ad una scheda che ci spiegherà un po' di che cosa parleremo oggi. I tumori sono ereditari? È una domanda che ricorre spesso, una paura diffusa che si fa più minacciosa di fronte all'assenza di una risposta definitiva. Ma se si guardano i numeri ci si sente rassicurati. Solo una quota bassa, dal 5 al 10% di tutti i tumori diagnosticati ogni anno, viene inserita dai medici nella categoria di quelli che in gergo si chiamano familiari, perché hanno un evidente legame di parentela. Sulle persone che si ritengono a rischio si procede con una serie di accertamenti clinici e si fanno eseguire alcuni controlli periodici. La stragrande maggioranza dei tumori, quel 95% circa che non si definisce familiare, è di natura sporadica, ma ha una possibile componente genetica. Tramite un esame del DNA, cioè, si può trovare all'interno di ogni individuo dei geni che agli oncologi sono già noti come rischiosi e che indicano una predisposizione a sviluppare la malattia. Predisposizione che può essere di due tipi diversi: verso il tumore, quel gene combinato con altri può condurre ad un cancro, o verso i fattori ambientali, esempio classico il fumo. Ecco dunque, questa è un po' una sintesi di quello di cui parleremo. Riassumendo, che cosa sono i tumori ereditari? Allora, i tumori ereditari sono una piccola parte di tutti i tumori che riconosce una causa però molto precisa. La causa è un piccolo errore nel nostro DNA che in qualche modo predispone le nostre cellule di tutto l'organismo a sviluppare però un tumore in un determinato distretto. Per esempio, una mutazione di un gene chiamato BRCA predispone solo al tumore della mammella, anche se questo errore è un po' in tutto l'organismo. Questo vuol dire che se c'è questa mutazione è scientifico il fatto che questo tipo di tumore si possa verificare oppure no? Allora sì, la mutazione è un danno molto preciso, quindi è scientificamente provato che a causa di questa mutazione ci sarà una predisposizione verso quel determinato tumore. È un esame molto, come ho detto, preciso, per cui in qualche modo questo spiega quella piccola quota di tumori che effettivamente sono di tipo ereditario. E sono molti pazienti con un tumore di tipo ereditario? Come ho detto prima, non sono una grande quota perché sono circa il 5-10% di tutti i pazienti di una determinata patologia, quindi a fronte di una spiegazione di tipo sporadico, quindi la maggior parte dei tumori è di tipo sporadico, legata per esempio a fattori ambientali o altri fattori, i tumori ereditari sono una piccolissima quota. Però il vantaggio di questi tumori è che effettivamente abbiamo una causa che ci spiega il motivo per cui quel tumore si è sviluppato. Diagnosi e terapia. Allora, oggi abbiamo fatto passi da gigante in questo, perché non solo riconosciamo la causa dei tumori ereditari o di alcuni di essi, ma soprattutto abbiamo dei farmaci a disposizione in ambito oncologico soprattutto, che ci permettono di curare queste persone. Quindi queste persone avranno un percorso particolare sia di prevenzione sia anche di cura dello stesso tumore di tipo genetico ereditario. E ci sono delle strutture specializzate per seguire questo tipo di pazienti? Sì, allora all'interno dello IOV, appunto io sono la direttrice dell'unità dei tumori ereditari, perché esiste un reparto dedicato proprio a questi pazienti che in qualche modo hanno un percorso, come ho detto, sia di diagnosi, sia di cura, ma anche di sorveglianza, perché sono persone qualche volta che non sono ancora ammalate, ma che hanno la predisposizione e devono essere riconosciute precocemente. Ecco perché ci sono degli ambulatori dedicati alla sorveglianza, quindi a tutti quei controlli che servono per scoprire in tempo un tumore, e ci sono poi tutti i settori che riguardano la cura, dalla chirurgia alla stessa cura di tipo oncologico, quindi ai farmaci nuovi, innovativi. Ecco, questo cerchiamo di spiegare bene alle persone. Purtroppo, lo dicevamo poco fa, molte famiglie hanno all'interno del proprio nucleo una persona malata. Questo però non significa che un singolo caso
determini l'ereditarietà, è giusto? Quanti casi in qualche modo caratterizzano questo aspetto? Ecco, questo è un aspetto molto importante perché i tumori ereditari, e ribadiamo il concetto, sono pochi. Sono presenti generalmente in quelle famiglie dove troviamo tanti casi, almeno 3-4 casi dello stesso tumore. Anche in più generazioni. In parenti, esatto, di primo grado in più generazioni. È importante anche in più generazioni perché i tumori vengono trasmessi, la mutazione genetica viene trasmessa e quindi DNA. questo errore viene trasmesso dai nonni ai figli dei figli. Quindi questa trasmissione e questa famiglia un pochino diversa dalle famiglie classiche può essere una famiglia studiata perché all'interno di questa famiglia potrebbe esserci questo errore che spiega appunto l'insorgenza di tanti tumori. Un'ultima domanda, dal punto di vista della ricerca, lei poco fa lo ha accennato, ha detto che sono stati fatti passi da gigante, ma dal punto di vista della ricerca specifica che cosa possiamo dire a questi pazienti, a queste famiglie che hanno purtroppo questo piccolo errore nel DNA? Allora, ad oggi noi possiamo fare 2 tipi di prevenzione. Prevenzione primaria, che significa agire sull'organo che probabilmente si ammalerà e quindi in qualche modo trovare tutti quegli stratagemmi che fanno in modo che io non mi ammali. Prevenzione secondaria invece vuol dire che in qualche modo io attuerò un percorso solo di sorveglianza. Passi da gigante ne sono stati fatti perché in futuro ci saranno anche cure di tipo più specifico ancora di quelle che ci sono ad oggi. Grazie dunque a Stefania Azzovato. Grazie a lei. Responsabile dell'unità dei tumori ereditari dello IOVA a Padova. Ed ora è il momento della nostra seconda rassegna stampa. Grazie.